Sono lontani i tempi del protagonismo civico che piaceva al sindaco Lillo Firetto. Qualcuno ricorderà le polemiche da parte di un movimento cittadino, ma il protagonismo civico ad Agrigento, malgrado gli attacchi, era riuscito a sopperire a diverse carenze. Tutto a beneficio della città. Dal protagonismo civico dell'era Firetto si è passati ad un altro tipo di protagonismo civico che va sostenuto perché costruito sul buon esempio e sul lavoro di singoli cittadini che amano i propri quartieri. In questi giorni si è sentito nominare il comitato Fontanelle Insieme per le iniziative portate avanti con abnegazione. Dopo l'inaugurazione di un murales arriva un altro segnale di presenza attiva del comitato di cittadini che non si fermano aspettando risposte alle loro istanze, ma agiscono. E di ieri l'ennesimo esempio di attaccamento al quartiere dove questi cittadini vivono. In via Barone Celsa, in pieno centro, è stata ripristinata una panchina grazie al contributo di un abitante, Ancelo Mandracchia, e al comitato di quartiere che ha provveduto a pitturarla e riconsegnarla agli anziani. Grazie di cuore, si legge in un post di Fontanelle Insieme, a chi con umiltà e grande senso civico mette a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie energie.